Ragazzi, non ve ne andate! Vogliamo andare davanti al Ministero dove vengono approvati, dove vengono pensati provvedimenti come la legge Aprea, come quelli che hanno privatizzato la nostra università nel 2010. Se anche in quegli anni non abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, noi siamo qua per continuare. Noi protestiamo perché sono 30 anni che distruggono scuola e università ed è arrivato l'ennesimo provvedimento, il PDL Aprea, che punta solo a privatizzare le scuole. Questo è inaccettabile il comportamento di un governo di tecnici, che è un governo politico che non fa altro che continuare delle misure distruttive per il mondo della conoscenza. Noi chiediamo una ripubblicizzazione di scuola e università, noi chiediamo democrazia nei nostri atenei, noi chiediamo una giustizia per tutti noi e per tutto ciò che si muove all'interno di scuola e università. Noi vogliamo un welfare per gli studenti, noi vogliamo un reddito di cittadinanza, noi vogliamo che scuola e università siano finanziate e che sia finanziato il diritto allo studio per poter permettere a tanti studenti oggi espulsi da scuola e università di poter continuare a studiare, a fare quello che vogliono fare e a migliorare questo paese.